Salut a tutti e compa qui da Biovidiga, ciao di siamo in multiva o siamo in un'esplorazione d'un cab radio Pasquale Polidori. RCFM e Campa Qui. Allora, qui sono installato da poi 20 anni. A 20 anni ho comprato una bandiera capre in dopo cave, di Maralenchi, 70. E dopo l'anno dopo ho comprato 60 corti di shampoo decisi. E dopo non ci mai più compro. Dopo sempre le vade, saranno quasi 500 capre. No, innanzi allora ho principiato, quando era zitello, andavo in paese, da io ero morto, Corcio, Giorgio Costa, eravamo sempre insieme, era sempre in Cunello, abbiamo sempre fatto le capre. Da zitello l'ho sempre fatte qua. Allora, qui io le capre dopo il latte, vedo latte a Pierucci. Innanzi facevo caso, c'eravamo con la mamma, ma dopo solo ho abbandonato qua. E dopo il latte qua, vendo latte. E qui siamo all'uso corso, le capre sono cappiate a notte d'inverno, e sono sempre in un percorso, non hanno mica poche dosi di fese, poco mangiano tanta macina qua, avete visto? Noi l'abbiamo sempre fatto che ci piace, ma vabbè, con i giorni non è più di stessa. Non sono mica appassionato come siamo appassionati noi. Non so se si ritiene una cane, però è dura, tutto è cullato, più e più, bene più l'annate come innanzi, è difficile, adesso è difficile qua. Allora io ho sempre montato a mano fino a 42 anni, mungia quasi 300 litri di latte solo, e dopo ho messo la macchina a mungere, ora è meglio, mi trovo più riposato, è meglio. E qui sono tutte buone regioni, proprio la montagna in faccia, si sono curati 5 anni e dopo ho abbandonato. Era lo stazio di nostri vecchi, ma dove dura, era ora solo. E ora stanno qui, soprasco. In faccia a balli, capite? Andiamo a Uina, questi Montedurillo, voilà. Battono questi, a Stadini. Ma poi è capito direttamente a qui, innanzitutto stavo con un mese in montagna e mangiamo qua su, quando è che mangiamo a mano, vedete? Facevo cacio qua su e tutto, tanto facevo cacio. Ma va, questo si è finito. Va bene, adesso è uno, È un maiso, magari per i giorni, perché non è più come innanzi, i luoghi sono cambiati, un più e più, non si può più ruciare per fare qualche luogo pulito, vedi? È tutto baccia, una so, adesso è difficile. E domani regoleremo una scopere droit un anziano bastore, Madino poeta di Francesco Mercuri, che sarà con noi per la nostra quarta tappa di Campa Qui in da Biovidiga a domani. RCFM e Campa Qui.